Questa gara 2 favorisce Valdagno, che dunque vince al Palazzo Maschini con lo stesso risultato con cui il Team Service Car Monza si era imposto mercoledì scorso. Finisce 2-3, siamo in compagnia di Massimo Caneva, vice allenatore del Y Sport Valdagno. Avete fatto un primo tempo davvero bellissimo, di alta intensità, come qui al Palazzo Maschini non si vedeva da tempo, in negativo per Monza perché avete davvero fatto un bel hockey, un 3-0. Poi nella ripresa è stata un'altra partita. Sì, abbiamo fatto sicuramente uno dei migliori primi tempi di tutta l'annata. Il secondo tempo abbiamo sofferto sì un po', ma bisogna dare anche merito al Monza, che è una grande squadra, molto organizzata, molta intensità, e ci hanno messo in difficoltà, forse anche un po' troppo. Siamo riusciti a resistere quei 5-6 minuti fondamentali e poi potevamo anche andare sul 4-2, ma in porta il Monza ha un signor portiere, come lo è stato anche il nostro. È una partita aperta, mercoledì sarà un'altra battaglia come questa e sicuramente i dettagli faranno la differenza come sempre. Ecco, Monza e Valdagno non c'è mai mezzivisuro, vince uno, vince l'altra, insomma è il bello anche della sfida di queste squadre. Dicevi benissimo te, mercoledì ci sarà questa gara 3 decisiva. Secondo te su cosa si dovrà lavorare? Tanti aspetti positivi, perché ripetiamo, un primo tempo davvero impressionante da parte di Valdagno, secondo tempo un po' più in difficoltà. Gli aspetti su cui lavorare maggiormente in vista di questa fondamentale gara 3? Ma sicuramente dobbiamo riuscire a essere intensi ma anche molto intelligenti, perché dobbiamo far girare la pallina, far correre le gambe, ma dobbiamo soprattutto far girare bene la testa, e quelle partite lì è la testa che conta. E allora insomma vedremo mercoledì ore 20:45 al Palalido per questa gara 3, insomma in bocca al lupo a entrambe le squadre. Arrivederci, grazie.